Sono giunte parecchie segnalazioni su Piazza Viceré, sul senso di degrado che potrebbe dare, però assicuro che tutto questo degrado non c'è, avendo conosciuto altre piazze del quartiere, tipo Piazza Universiadi e altre piazze sono messe molto male rispetto a Piazza Viceré, però anche lì bisogna intervenire su alcuni dettagli, per esempio l'illuminazione pubblica perché è molto scadente, bisogna rinforzarla, sì, un po' di degrado sulla Bambinopoli che è stata da breve tempo vandalizzata, il tappetino, e sui cestini gettacarta che risultano essere comunque pochi. E abbiamo già chiesto all'assessore, che lo abbiamo incontrato e invitato in consiglio, di fare della manutenzione per Piazza Viceré, anche per una ristrutturazione degli archi monumentali che dal 92, quando la piazza è stata consegnata, non sono mai stati riguardati, ecco, ricognizione degli archi simbolici dell'acquedotto benedettino. Per quanto riguarda la fontana, anche quella è stata segnalata, a breve interverranno, mi sono interfacciato con il geometro Riglio e a breve verranno a sistemare la fontana.